Conferenza stampa del questore di Agrigento sulle feste popolari, dopo la tensione registrata ieri con i portatori di San Calogero che si festeggia a Porto Empedocle. In autunno la nuova campagna vaccinale del Pfizer contro Covid ed influenza. La bocciatura dello statuto della Fondazione tra ironie e polemiche. Tra le iniziative ad Agrigento, master di scrittura alla terza giornata, premio Solidarietà del Movimento Cristiano Lavoratori, la storia di Realmonte in un libro. E per lo sport, secondo turno di Coppa Italia per l'Acragas. Buongiorno da TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, momenti di tensione ieri in questura ad Agrigento sulla festa di San Calogero a Porto Empedocle e oggi conferenza stampa del questore Emanuele Ricifari. Ascoltiamo il servizio di Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani da parte del questore di Agrigento Ricifari sulla prossima festa di San Calogero a Porto Empedocle che inizierà domani e terminerà domenica. La festa si farà, afferma il questore, basta ricatti e minacce sia alla tradizione ma non in maniera selvaggia. Agrigento è la piazza più difficile in cui sono stato, afferma il questore, sulle organizzazioni delle feste popolari che si svolgono. C'è da mettere le manette a parecchia gente, la festa si farà secondo le tradizioni di comune accordo con la Chiesa, gli organizzatori e il comune. O si sta alle regole, afferma il questore, per partecipare alla festa in massa, isolando gli imbecilli. Certa gente va isolata e non applaudita. A Porto Empedocle c'è un po' di fermento da parte delle persone per bene che hanno la preoccupazione e l'intenzione di far svolgere la festa in maniera ordinata, popolare, con successo, con grande attenzione anche ai momenti di spiritualità, oltre che a quelli della tradizione. Questa preoccupazione è comune alla Curia, ai parroci di Porto Empedocle, all'amministrazione di Porto Empedocle e al comitato organizzatore e anche a molti di coloro che prestano volontariamente il proprio operato come portatori o altro. Quello che succede è che ci sono alcune poche decine di persone che intendono condizionare lo svolgimento della festa perché ritengono di dover avere mano completamente libera nella gestione della stessa, anche per arrecare inchini e quant'altro a banditi, cosa che ovviamente nessuno nella comunità può tollerare e quindi non verrà tollerato. C'è stato un antefatto di cui lei ha raccontato in conferenza stampa qui in quest'ora tra alcuni esponenti del comitato organizzatore e un funzionario della questura, se ce lo vuole sintetizzare. Non il comitato organizzatore. Il comitato organizzatore ha avuto un atteggiamento assolutamente rispettoso ed è da mesi che siamo in contatto. E lo stesso comitato organizzatore, così come l'amministrazione, così come anche la parte ecclesiastica che ci ha segnalato dei tentativi abbastanza violenti di condizionamento delle varie fasi della festa e anche e soprattutto di individuazione di coloro che devono fare i portatori. Siccome la norma lo consente, noi abbiamo chiesto di fare un elenco dei portatori e di individuare e abbiamo fatto noi una cernita sulla base di questo elenco su chi ha precedenti significativi di polizia e chi non ne ha, chi ha comunque problemi in atto e quindi non è il caso che svolga questa funzione. E questo non viene nemmeno questo tollerato né da chi ha la possibilità o non avrebbe la possibilità, viene ritenuta una prevaricazione e invece prevaricazione non è, prevaricazione è quella che si vuole imporre alla comunità cercando di condizionarla attraverso la protervia, la prepotenza e la minaccia. Ovviamente nessuna delle istituzioni coinvolte può tollerare questa situazione, ma io non sono preoccupato, io sono convinto che
la stragrande maggioranza degli empedoclini e in particolare dei portatori, che sono un centinaio, e quelli che invece fanno questo tipo di, diciamo, alzate di testa sono forse qualche decina, che non ci saranno problemi perché saranno in grado da soli di isolare le teste calde. Ad ogni modo, la festa si svolgerà nelle modalità previste, quelle richieste dal comitato organizzatore e dalla parte ecclesiastica. Noi e l'amministrazione comunale ci siamo organizzati perché si svolga nella maniera più festosa e migliore possibile, e comunque qualora ci fosse qualcuno che ritenesse di dover impedire dei momenti della festa o impedire ai soggetti autorizzati di svolgere le azioni per cui sono autorizzati e per cui hanno già organizzato e hanno fatto prove e quant'altro, perché devono disturbare, ne trarremo le conseguenze. Noi siamo presenti sulla festa e saremo più presenti che in altri momenti e in altri frangenti per garantire invece a tutti di poterne fruire festosamente e liberamente. La minaccia era quella di non far uscire San Calogero praticamente dalla chiesa da parte dei portatori, erano no? varie e distinte, si andava dal non fare uscire San Calogero a costringere tutti a fare una specie di sciopero dei portatori e quindi nessuno che portasse San Calogero, o ancora peggio, cosa sentita direttamente con le mie orecchie, causare dei disordini, delle risse nei pressi dei punti principali della festa per dimostrare che senza di loro non si può fare. Incidente ferroviario in Piemonte sulla Torino-Milano, dove un treno ha investito 5 operai uccidendoli. 2 delle vittime sono siciliani, ma residenti a Vercelli. Si tratta di Giuseppe Saverio Lompardo, 49 anni, di Marsala, e Kevin Laganà, 22 anni, di Messina, dipendenti della Sigifer. Sul tragico incidente sono state aperte 2 inchieste. In autunno, campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid e in concomitanza con il vaccino anti-influenzale, il servizio di Arturo Cantella. Partirà nuovamente in autunno la campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, sarà concomitante con quella contro l'influenza stagionale. Il via libera è arrivato in Europa per il primo tra i nuovi vaccini anti-Covid aggiornati ed è quello dello Pfizer, è atteso per la giornata di oggi. Salvo imprevisti, l'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, aprirà ufficialmente la procedura che porterà la campagna vaccinale a inizio autunno. Ma chi è che deve fare il nuovo vaccino? Stando a quanto riportato dalla recente circolare del Ministero della Salute, firmata direttamente dal direttore Vaia, le categorie sono sempre le stesse. Le persone che hanno oltre 60 anni di età, quelle fragili di tutte le età e causa di patologie. Non sono ovviamente mancate le critiche alla poca chiarezza e alla prossimità alle indicazioni del Ministero della Salute. Secondo alcuni esperti le coperture saranno molto basse, del resto la maggioranza pensa che il peggio sia passato e le ultime misure, come l'isolamento obbligatorio in caso di positività, sono cadute. Eppure le nuove varianti si stanno espandendo con un raddoppio dei casi nelle ultime settimane, ma senza mettere ancora sotto pressione i sistemi sanitari, senza contare che ormai sono pochi quelli che si sottopongono al test. La pandemia, come ha detto l'OMS, è finita, ma le persone fragili sono comunque a rischio. Come in passato, l'obiettivo di questa campagna nazionale è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni, le forme gravi di Covid nelle persone anziane con elevata fragilità, proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. A questo insieme di persone, in generale ai soggetti più fragili, che includono tra gli altri gli operatori sanitari, i malati cronici, i pazienti immunodepressi, è raccomandata e offerta una dose di richiamo che vale 12 mesi con la nuova formulazione del vaccino aggiornato.
ma è comunque consigliato ai familiari e conviventi di persone affette di importanti fragilità. In base alle tempistiche di somministrazione si prevede la possibilità di somministrare la dose di richiamo a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose fatta o dall'ultima infezione diagnosticata. A eccezione di alcuni casi, come già accennato, sarà possibile anche la cosomministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini come quello antinfluenzale. Adesso potrebbe essere interessata la satira agrigentina dopo che i revisori dei conti hanno bocciato lo statuto della fondazione che riguarda Agrigento 2025. Si continua a parlare ogni giorno dello statuto della nuova fondazione che dovrebbe sorgere per gestire l'evento capitale della cultura, ma che ancora oggi continua a trovare ostacoli nella sua realizzazione. Oggi è il parere dei revisori dei conti, che hanno espresso un parere negativo sullo statuto presentato dai dirigenti comunali. Interviene immediatamente il sindaco che afferma come il parere negativo dei revisori dei conti rappresenta una chiamata all'azione che non possiamo sottovalutare. Le loro osservazioni sono fondamentali per assicurare che lo statuto rispetti gli standard di trasparenza e affidabilità richiesti da un'organizzazione di tale importanza. Miccichè ha sottolineato l'urgenza di una riformulazione immediata dello statuto sulla base delle osservazioni avanzate dai revisori dei conti, dichiarando che un approccio tempestivo e collaborativo è fondamentale per superare gli ostacoli attuali e per assicurare che la Fondazione possa procedere così con il suo mandato senza ulteriori intoppi. Per la bocciatura dei revisori dei conti è intervenuto l'ex sindaco Filetto, che afferma come, bocciato dai revisori dei conti lo statuto della Fondazione, ora fa un po' sorridere e al tempo stesso intristire l'affermazione del sindaco secondo cui il parere negativo dei revisori dei conti rappresenta una chiamata all'azione che non possiamo sottovalutare. Siamo seri. Dice anche che sulla base delle loro affermazioni si potrà assicurare che lo statuto rispetti gli standard di trasparenza e affidabilità. Insomma, ci hanno provato a fare furbetti e lo avevamo detto. Abbiano uno scatto di onestà e trasparenza e cominciano a fare bene le cose per la città che ne ha urgente bisogno. Su tale riguardo della bocciatura interviene anche il consigliere comunale Roberta Zicari, che afferma come da 6 mesi siamo bloccati sul tema delle poltrone, tralasciando il cuore del problema. Ci sono 44 progetti già redatti nel dossier che devono essere sviluppati seguendo le procedure previste dalla legge per l'affidamento degli appalti. A Palermo, ricorda la Zicari, la fondazione che si occupò di Capitale della Cultura nasceva ben 4 anni prima dell'evento. Nel dossier si prevedono 3.769.000 euro come spesa per i progetti, di cui 2 milioni e mezzo circa come spese, costi di gestione, monitoraggio, comunicazione. Il Comune si è impegnato a corrispondere ai 3.300.000 euro con la tassa di soggiorno e coprire interamente i costi dei progetti. Avendo la disponibilità di 2 milioni e mezzo di euro, siamo sicuri che non riusciamo a potenziare il Comune o la Fondazione Pirandello di personale che si possa supportare le procedure di appalto, rendicontazione e comunicazione, risparmiando il tempo prezioso. Concludo evidenziando, afferma la Zicari, il mio rammarico vero, ho paura che rapiti dal tema delle poltrone non si riesca a trovare il tempo di coinvolgere il territorio in eventi collaterali. Su tale riguardo interviene anche il capogruppo della DC al Comune di Agrigento, Pasquale Spataro, che afferma come sono passati 6 mesi dalla proclamazione e siamo ancora fermi al palo, mesi che sono andati persi e che non potremo più recuperare. Il sindaco finalmente prenda coscienza di quanto è accaduto e cambi rotta, non pensi che deve organizzare una sagra del mandorlo in fiore bis, ma una manifestazione a tiratura nazionale e internazionale che potrebbe compromettere definitivamente l'immagine di Agrigento con grave danno all'economia del turismo. Noi della DC, conclude Spataro, siamo disponibili al dialogo per il bene della città e collaborando alla stesura dello statuto, purché siano soddisfatte alcune condizioni, tra cui l'eliminazione di un'associazione privata tra i soci fondatori. E intanto prende ipotesi un'alternativa proposta dal consigliere Alfano, che è quella di utilizzare la già esistente Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi, anziché crearne una nuova. La Fondazione Pirandello è già operativa e non necessita dell'approvazione della revisione dei conti, è una questione di buonsenso e opportunità, ha spiegato Alfano. Questo punto di vista trova il sostegno tra i diversi consiglieri comunali.
L'ipotesi anche spalleggiata dal Codacons di Agrigento, che certo non lesina critica alla bocciatura fatta dai revisori dei conti e che asserisce come a seguito di tale decisione si chiede il commissariamento dell'organizzazione di Agrigento Capitale della Cultura, e sempre in merito a tale evento ci arrivano notizie non ufficiali ma da esponenti del Consiglio Comunale di una manifestazione che si svolgerà domani al Teatro Pirandello, organizzata dal sindaco, il cui costo ammonta a 40.000 euro, di cui ancora ufficialmente la città non ne conosce il programma e che, a detta del Codacons, non si sa quali risultati dovrebbe portare appunto alla nostra Agrigento. Presentato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento il libro di Salvatore Fucà dal titolo L'arma degli agrigentini, il servizio. Comandante, oggi si presenta questo libro dedicato all'Arma dei Carabinieri. Un volume di cui ringrazio Salvatore Fucà, un'opera importante che narra le vicende dell'Arma dei Carabinieri dall'Unità d'Italia ad oggi, affiancandole a quelle della città, da Girgenti ad Agrigento. È un volume prezioso di cui mi preme evidenziare due aspetti fondamentali: l'elencazione del numero dei caduti, oltre 500 in questa terra di Sicilia, e in particolare 48 caduti in terra agrigentina, tutti per mano del brigantaggio o per mano mafiosa. Devo anche citare questo paragrafo che ha dedicato a me, a tutti i comandanti provinciali, a me in particolare, laddove, allontanandomi da questa provincia al culmine del mio mandato, ha evidenziato come mi siano state conferite numerose cittadinanze onorarie, proprio a evidenziare questo legame fortissimo che c'è tra l'Arma e la sua gente. Sono giunto al termine, sì è vero, sto per andare via, l'8 settembre lascerò questo incarico, ma non vedo l'ora di tornare con un altro incarico. Un po' dispiaciuto? Dispiaciuto sicuramente, triste, tristissimo, ma anche contento, perché so che è soltanto un arrivederci. Salvatore Fucà presenta oggi questo libro dedicato all'Arma dei Carabinieri, un lavoro importante, certosino, di ricerca. Ecco, come mai questa idea di fare un libro dedicato all'Arma? Nasce dall'esigenza che ho avvertito di esaltare un certo tipo di valori che quotidianamente animano il lavoro delle forze di polizia in genere e dell'Arma dei Carabinieri in questo caso, che sono la tutela della legalità, l'aiuto nei confronti degli altri, tutta la serie di episodi che vengono ricostruiti, tratti dalla cronaca, che vengono ricostruiti nel libro, testimoniano proprio questo attaccamento all'essere utile agli altri, spesso talvolta anche fino all'estremo sacrificio. C'è qualche episodio in particolare da consigliare a leggere che ti ha colpito particolarmente? Ma ci sono tanti episodi, perché il libro parla delle circostanze in cui sono morti tutti i caduti che vengono citati, e sono tanti, perché la presenza capillare dei carabinieri sul territorio li ha portati evidentemente ad essere maggiormente esposti. E poi ci sono episodi tratti dalla cronaca, tipo il rapimento del barone Agnello, con la conseguente liberazione, ma gli interventi in occasione della frana in favore delle popolazioni colpite, o del terremoto, in cui i carabinieri pure hanno pagato un tributo di sangue col carabiniere Cannella, che è caduto tra i soccorritori, o tra i carabinieri alla guerra, con il sacrificio del capitano Bonsignore, medaglia d'oro al valor militare nella guerra in Africa orientale. Oppure l'episodio del carabiniere Usai che si oppose agli americani a Palma Montechiaro nel 1943. Insomma, sarebbe lungo elencarli. Nel libro ci sono tutti o quasi tutti, o comunque tutti quelli che ho ritenuto che in quel momento, in quel contesto in cui si sono verificati, potevano avere una rilevanza importante per il territorio. Master di scrittura della Strada degli Scrittori, ieri terza giornata con Stefania Auci ed Ester Pantano. Questa mattinata è stata formidabile, sia perché l'apripista è stata Stefania Auci, che è un'amica
è una persona splendida, quindi avendo anche avuto la fortuna di avere lei come apripista, c'erano i ragazzi super entusiasti e felici di aver partecipato appunto a questa mattinata, e poi è stato bello avere questo passaggio di testimone, quindi di poter stare lì e raccontare la mia di esperienza attraverso anche le esperienze di altri che poi diventano tue, quindi quello che è il linguaggio cinematografico e musicale che diventa parte di te e che poi appunto arricchisce le tue radici, quello che poi sono le fronde, la fioritura e tutto quello che è un percorso culturale che fai, mai da solo, perché siamo sempre bagaglio e diventiamo assolutamente arricchimento di altri, quindi c'è questo testimone che si passa, questo parlare, questo trasportare la cultura e quelle che sono le nostre origini, che ci permette sicuramente di rendere la vita di altre persone più ricca, di arricchirci noi stessi e soprattutto di vivere in sintonia e in armonia, quindi secondo la musica. Per me è sempre un piacere tornare qui ad Agrigento, alla Strada degli Scrittori. C'è un rapporto di amicizia, di stima, di fiducia che mi riempie, devo dire la verità, di gioia e mi regala dei momenti di grande arricchimento personale, a parte che culturale. In questa edizione raccontare il come un prodotto di un libro si trasforma in un testo è qualcosa che è molto affascinante, dal testo al film, dalla parola scritta all'immagine, alla pellicola. Oggi davvero questo è un passaggio che è molto delicato, perché come ho spiegato ai corsisti entrano in gioco molteplici variabili, riguardano anche la chiave di lettura politica e culturale di un testo, soprattutto se questo testo è un classico, gli adattamenti, il cambiare anche in relazione alla sensibilità di chi da autore vede trasformarsi, a volte perché no, stravolgere un testo da parte del regista, ed è necessario a mio avviso avere sempre un atteggiamento di grande apertura mentale, di grande fiducia nei confronti del lavoro così come viene portato avanti, proprio per garantire che il linguaggio filmico, che è talmente diverso, talmente spiccato rispetto a quello che noi ci troviamo dinanzi nel testo, possa avere il suo respiro e la sua una canzone alla speranza, la speranza che già non si perde di essere degni di quello che abbiamo, ma non ce la meritiamo, non ci meritiamo per nulla al mondo questi templi, questo tempo, queste spiagge, questo vento, questo odore che è un lamento, è il tormento di ogni singolo che... Premio Nazionale Solidarietà organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori a Racalmuto. Ci sono le interviste. Si svolgerà a Racalmuto il prossimo 2 settembre
sabato alle ore 18 nella prestigiosa sede della Fondazione Leonardo Sciascia il Premio Nazionale Solidarietà, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori da 12 anni, dedicato a Monsignor Cataldo Naro, già vescovo di Monreale. Il premio, che si svolge annualmente, verrà consegnato alle personalità che si sono distinte nel mondo della solidarietà, della cultura, della scienza, dell'arte e del lavoro. Ne parliamo con il presidente Enzo Sardo e con l'onorevole Decio Terrana del Movimento Cristiano Lavoratori. Intanto va detto che l'MCL è un movimento fondato da Paolo VI, un movimento che è presente in tutta l'Italia e assiste oltre 1 milione di persone, ma si è esteso anche in gran parte del mondo, dove basti pensare che siamo presenti oltreoceano, in America, in Argentina, quindi c'è un movimento che è cresciuto moltissimo, però il movimento si pone come strumento che vuole intermediare tra l'istituzione e i cittadini. È chiaro che oggi viviamo in un clima di profonda crisi morale, dove la prima forma di società che è la famiglia che non funziona, la società più complessa che non funziona, la scuola stessa che ha difficoltà, va avanti a singhiozzi, la tassazione che è pesante, la questione morale che è molto caduta. Come vediamo ci sono una situazione di grande difficoltà in questo Paese. Allora abbiamo pensato, io, un gruppo di amici, Enzo Sardo e tanti altri amici, anche con il presidente Di Matteo, di mettere su un premio perché noi parliamo sempre degli aspetti positivi della società e come tale vogliamo dare modelli positivi ai giovani, perché i social hanno truccato, hanno drogato i cervelli. Basta pensare che circa l'80% delle persone non sa distinguere una fake news da una notizia vera, quindi viviamo in un mondo virtuale. Ragione per cui noi cerchiamo oggi di creare le condizioni morali, ripristinare quella moralità che serve al Paese, e quindi questo premio, il valore ideale di questo premio è quello di portare avanti la solidarietà come strumento di crescita sociale e civile. Continuando il ragionamento che ha fatto l'onorevole Decio Terrana, che ha sottolineato la sua funzione sociale del movimento dell'MCL, ossia il grande concetto della solidarietà. Perché solidarietà? Stiamo vivendo una stagione di grande qualunquismo, di individualismo e a volte anche in un periodo in cui si sono fatti avanti molti impostori. Come combattiamo qualunquismo, impostura e egoismo? Li combattiamo con un unico concetto che è fondamentale, che si chiama solidarietà. Tant'è vero che questo movimento, il Movimento Cristiano dei Lavoratori, è stato voluto da Paolo VI nel 1972. Perché abbiamo premiato alcune figure? Per esempio abbiamo la dottoressa Cino, che lavora al pronto soccorso di Agrigento, la chiamano il medico dei poveri. Abbiamo premiato il sacerdote Pontillo perché svolge nel mondo della cultura una sensibilità eccezionale. Premieremo il Presidente nazionale dell'Azione Cattolica, che svolge una funzione di lievito. La giuria, che è una giuria nazionale presieduta da Decio Terrana, però della quale fanno parte il Presidente nazionale dell'MCL, il Presidente regionale dell'MCL, io nella qualità di Presidente provinciale, l'Avvocato Tesè, il clinico Totò Di Rosa, la scrittrice De Marco. Abbiamo voluto dare questo senso di occupare più scienze nella vita civile, perché tutti questi contribuiscono a creare quello che noi chiamiamo solidarietà nel mondo dell'arte e della cultura, cioè la vera e propria promozione umana. La storia di Realmonte narrata nel volume Sull'Aia di Giuseppe Tampurello. Sull'Aia, ristampa anastatica del testo di Tamburello,
il quarto appuntamento di Memoria e Patrimonio e lascerà concretamente un ricordo, un testo, la nostra storia alle nuove generazioni. Io per tutto ciò ringrazio il professore Cottone, mi corre l'obbligo anche di ringraziare il professore Stefano Tesè che ha collaborato nel 2021 alla realizzazione di Memoria e Patrimonio, dove abbiamo dato lettura a questi componimenti di Tamburello, e anche a Liotta, l'editore che si è occupato della ristampa anastatica. Le copie sono limitate, verranno depositate nella biblioteca comunale, sono numerate. Io manifesto tutta la mia enorme soddisfazione come sindaco del comune di Realmonte, che ha voluto fortemente addivenire a questa ristampa anastatica in modo da rendere concreto un progetto, di rendere concreta una rassegna con un libro che potranno leggere le nuove generazioni per conoscere chi siamo stati. Laia è il titolo di una delle fonografie contenute nel libro. Laia era un luogo dove si realizzava la cosiddetta trebbiatura. Ovviamente le trebbie allora non c'erano e quindi si metteva il grano, si faceva asciugare, si distendeva sul suolo dell'Aia e poi con animali appaiati gli animali appaiati giravano proprio sul grano fino a separare il grano dalla paglia e dalla pula. Poi avveniva la spagliatura, cioè la separazione del grano dal resto, e attraverso ulteriori ripuliture si otteneva il grano pronto per essere macinato e per costituire il pane, e non solo il pane, per l'autunno, per l'inverno, per i mesi successivi. Questo, quando andava bene, era l'elemento fondamentale per la sopravvivenza delle persone. Noi non possiamo vivere senza la memoria di ciò che è stato e di ciò che ed è il terreno fondamentale per ciò che vogliamo costruire. Non ci può essere futuro senza memoria. Questo libro si inquadra perfettamente in questo percorso che la nostra gente ha fatto dall'Ottocento fino ad oggi. Intanto dal punto di vista linguistico, poi dal punto di vista del costume, dal punto di vista delle attività economiche, dal punto di vista dei rapporti sociali. E quindi diciamo che è una fonte inesauribile di notizie anche storiche che conoscere è senz'altro bene. La ristampa anastatica di questo libro è di un valore culturale eccezionale, perché Tamburello è stato un grande autore ma purtroppo dimenticato, e lui ha saputo capire e lasciarci tutta una serie di testimonianze che rappresentano la vita, la tradizione di un popolo. E oggi, quindi, con avere ristampato il libro, significa ridare valore a tutta quella storia che ha avuto Realmonte nel tempo. Il quarto appuntamento della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, una rassegna che ci ha accompagnato per tutto il mese di agosto e stasera viviamo un momento particolare legato alle tradizioni, le tradizioni del territorio, e in cui Memoria e Patrimonio abbraccia la comunità di Realmonte con il testo di Giuseppe Tamburello, La ristampa anastatica sull'Aia, a cura del professore Paolo Cottone, edito da Antonio Liotta. Un appuntamento ricco,
il quale tema centrale è il tema dell'economia e in particolar modo l'agricoltura, come Realmonte ha vissuto tra la fine dell'Ottocento e il Novecento di agricoltura. Altri appuntamenti chiuderanno questa rassegna letteraria, in particolar modo giorno 31 di agosto, in cui affronteremo il concetto di cultura con altri relatori, a partire da Fabio Pilato, un magistrato, Francesco Consiglio, Carlo Palermo. Quindi avremo la chiusura della rassegna letteraria presso il Cortile Manno il 31 agosto a Realmonte. E adesso linea alla regia per la pausa pubblicitaria. A tra poco. A Messina si fa sul serio contro l'abbandono dei rifiuti. Vediamo. Si passa alle maniere forti perché lo avevamo detto e lo abbiamo detto, non è possibile lasciare il territorio abbandonato. Io sono convinto che prima della repressione ci debba essere, diciamo, la prevenzione, ma ora basta. Abbiamo implementato il servizio, ci saranno, al di là delle nuove 60 telecamere che gireranno in oltre 150 luoghi della città, anche un controllo periodico e puntuale, in modo tale che ogni 15-20 giorni ci sarà un monitoraggio per capire chi è e perché si decide di smontare una stanzetta di casa e lasciarla sul ciglio della strada. Non è pensabile, ho fatto una battuta poco fa in conferenza stampa, la dico qua davanti a tutti: io andando sulla panoramica dello Stretto non posso trovare un passeggino adagiato sul ciglio della strada oppure gomme di autovetture. Avere cura del territorio passa dalla consapevolezza che non sono comportamenti che possono essere più accettati. Stiamo partendo con questo servizio sperimentale che ci sarà per 4 mesi, poi continueremo. Il controllo non passa solo dalle sanzioni ma anche dall'individuazione dei responsabili. Ricordiamo quanto costa l'azione sbagliata del singolo alla collettività ogni volta che si abbandona qualcosa? Ma noi ogni anno per definire, diciamo così, e bonificare le microdiscariche spendiamo oltre 400.000 euro. Sono cifre che togliamo alla collettività. Non solo togliamo cifre, ma togliamo anche personale che per poter fare quell'attività non fa altri servizi. Non è come si può pensare il famoso detto che ci vuole, prendo una persona e gli faccio fare quello che non dovrebbe fare. Noi stiamo cercando di fare un grande sforzo per la raccolta, ma quella spazzatura in strada non ci deve stare. Ripeto, il famoso passeggino sulla strada panoramica non capisco che cosa ci faccia. Quindi noi stiamo lavorando veramente per migliorarci, ma questo dipende anche e soprattutto da tutti i miei concittadini, quindi diamoci veramente una regolata perché non è più possibile. È un fenomeno che in parte in questi anni abbiamo tenuto sotto controllo, grazie anche al supporto della Polizia Municipale, grazie al grande lavoro che abbiamo fatto, altrimenti non saremmo al 57% di raccolta differenziata. Purtroppo è un fenomeno di chi troppo spesso, pur avendo i mastelli, pur avendo i carrellati, si lascia andare a questo gesto di abbandonare i rifiuti sul territorio, probabilmente perché non è spinto da quell'impegno nel differenziare in casa. I soggetti dunque non sono soltanto quelli non censiti, sono anche quelli censiti che però si liberano in maniera scorretta degli ingombranti. È sbagliato parlare sempre di utenze fantasma, spesso gli abbandoni vengono effettuati da persone che pagano anche puntualmente la Tari o che comunque hanno il kit per poter effettuare la raccolta differenziata, così come troppo spesso quando la Polizia Municipale va a beccare coloro che abbandonano gli ingombranti, ci si rende conto che poi a commissionare quel lavoro è stato magari un cittadino anche iscritto all'ufficio Tari, che magari non ha utilizzato il sistema di poter chiamare il numero verde della Messina Servizi, piuttosto che andare a chiamare una ditta che comunque ha tutte le autorizzazioni per poter svolgere quel servizio. E sempre a Messina uno spazio negato, quello di una villetta, suscita una petizione. Vediamo di che si tratta. Ci troviamo davanti alla villetta Regina Elena, nel rione Regina Elena. La villetta è chiusa da alcuni anni, è una villetta che è sempre stata, quantomeno dagli anni 90 del secolo scorso, a servizio della comunità civile del posto.
È evidente che i cittadini ora, vedendola chiusa da alcuni anni, chiedono che venga ripristinata per quello che evidentemente c'era da ripristinare, quale per esempio il parco giochi o comunque tutti gli elementi che possono essere di pericolo per i ragazzi, ma che venga riaperta. È stata sottoscritta una proposta di ordine del giorno urgente alla 5ª circoscrizione affinché nella prima riunione utile prossima venga inserito quale punto all'ordine del giorno proprio questo: la rifunzionalizzazione e messa a disposizione dell'area pubblica, che è l'unica area a disposizione dei cittadini del quartiere, e l'abbattimento, se fosse possibile, del muro perimetrale adiacente in aderenza con la via 19ª Fanteria, in maniera tale che le persone possano accedere costantemente e liberamente all'area. È un punto di riferimento per tutti i bimbi, l'importante è che se rimane aperta bisogna curarla e gestirla nel modo migliore, che non diventi un punto di riferimento per gente che non fa quello che deve fare, come è diventata la Scaletta, ragazzi poco raccomandabili e quindi che devono dare l'esempio non negativo ma positivo. È molto importante avere un piccolo spazio di verde, un polmone verde, che tanti anni fa un sacco di bambini venivano a giocare, a divertirsi e poi all'improvviso da tanti anni un luogo così molto bello è chiuso e non è aperto al pubblico e possono usufruire sia i bambini anche persone anziane, volendo si possono anche sedere e prendersi un po' di fresco o farsi anche una partita a carte a prescindere, ed è importante stabilire chi ha la convenzione o meno, cederla o meno e aprire questo cancello che è chiuso e non si capisce il motivo, la motivazione. Video denuncia del settimanale della diocesi L'Amico del Popolo sulle condizioni in cui versano gli impianti elettrici nel centro storico di Agrigento.
E veniamo alla pagina sportiva, calcio, secondo turno di Coppa Italia per l'Acragas che affronterà il Ragusa. Carmelo Lentini. Dopo la tonificante vittoria ai danni della 9G Virtus in Coppa Italia, la compagine dei Templi da un paio di giorni ha ripreso la preparazione in vista della prossima gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia, che si terrà domenica prossima allo stadio Esseneto di Agrigento contro il Ragusa. La decisione, per come si apprende da un comunicato della LND, è stata espressa su esplicita richiesta della stessa compagine iblea, per cui domenica prossima Acragas Ragusa si giocherà all'Esseneto. All'appuntamento del martedì scorso si sono rivisti in gruppo il giovane Baio ed anche il giapponese Morimoto, che fremano per scendere in campo. Ma si è visto anche un volto nuovo nella rosa di Marco Coppa. In prestito dalla Lazio arriva il difensore centrale classe 2005 Gianluca Petrucci, un ragazzo di grande prospettiva che tornerà utile alla causa biancazzurra. Ritornando alla prossima gara di Coppa di domenica 3 settembre allo stadio Esseneto tra Acragas e Ragusa, va sottolineato che come entrambe hanno superato il preliminare battendo rispettivamente la prima la 9G Virtus e la seconda il Siracusa fuori casa. La compagine iblea sotto una rete è stata brava a ribaltare il risultato grazie alle reti messe a segno da Garufi e Tuccio, ma all'Esseneto non potrà disporre del difensore Porcaro. Quest'ultimo è stato espulso insieme all'aretuseo Russotto per reciproche scorrettezze. La compagine siracusana, allenata dal tecnico Ignoffo, annovera calciatori di provata esperienza e all'Esseneto intende fare bis dopo aver espugnato il Nicola De Simone. Infine l'ultima notizia, un altro calciatore argentino farà parte della rosa dell'Acragas. Si tratta del centrocampista Thomas Agustín Cheyas Ocampo, classe 98, ex del Bruzium Cosenza, campionato di promozione calabrese. È stato in passato in forza al Recello Iodica e alla formazione campana della Virtus Cilento in eccellenza. È cresciuto nel settore giovanile argentino del Barrio Park. Vi lasciamo all'intervista di Arturo Cantella al direttore del Parco Archeologico di Agrigento, Roberto Sciarratta, sulle manifestazioni ed attività che hanno riguardato l'ente nel corso dell'estate. Con questo servizio si conclude il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Siamo con il direttore del parco, il dottor Roberto Sciarratta, facciamo un consuntivo un po', siamo a fine agosto, di come è andata questa stagione estiva? Beh, devo dire che i numeri sono stati ottimi, abbiamo avuto qualche piccolo calo a luglio, ma a luglio abbiamo avuto due eventi un po' che hanno riguardato l'intera Sicilia e quindi un caldo molto potente e poi il problema dell'aeroporto di Catania che ha limitato, diciamo, gli ingressi dei visitatori in tutta l'isola, ma devo dire siamo partiti con un giugno dove abbiamo superato i 100.000 visitatori, non era mai successo, e agosto tra l'altro con la mostra di Leonardo e della bottega di Leonardo, dei quadri della bottega di Leonardo, sta dando i suoi risultati, abbiamo degli ottimi riscontri uniti a una programmazione degli eventi culturali che è andata bene e che nei prossimi giorni continuerà con due manifestazioni importanti. Abbiamo visto la presenza di Sgarbi, è stato un evento, diciamo, di eccellenza quello della mostra. Beh, la presentazione della mostra della Vergine delle Rocce è stata un campanello importante, un richiamo non solo per quella giornata che abbiamo presentato nel giardino di Villauria alla presenza dell'assessore, del sindaco, alla presenza dei curatori della mostra, ma alla presenza di Vittorio Sgarbi, è stato un ottimo richiamo, e così come
la bellezza delle opere esposte a Villauria fa sì che i visitatori vengono non solo per la valle ma anche, devo dire, per vedere la mostra, ed è stato un cambiamento di rotta rispetto al passato, per cui abbiamo investito su artisti importanti che renderanno importante la valle e non viceversa, artisti forse meno conosciuti che con la valle invece hanno avuto una audience e una esplosione professionale importante per loro, ma noi abbiamo inteso cambiare e così cambieremo nelle prossime mostre che faremo. Venerdì si apre una nuova iniziativa che avete presentato a Casa Barbadoro, cui lei so che ci tiene in maniera particolare e che ne ha parecchio, le ha tolto parecchio tempo del suo lavoro, però ecco, venerdì si inizia. Ci può spiegare meglio in cosa consistono le iniziative a Casa Barbadoro? Beh, devo dire siamo riusciti dopo anni di lavoro nell'immobile di Casa Barbadoro ad aprirla ai visitatori, e quindi da 3 settimane Casa Barbadoro è aperta ai visitatori, è aperta per delle degustazioni particolari, è aperta per far conoscere cose il progetto Diodoros, che è un progetto che, così come abbiamo inteso fare da quando c'è il parco, è un progetto di valorizzazione culturale del paesaggio. È importante perché l'abbiamo aperto, l'abbiamo affidata al concessionario che è Copicultura e che ha con noi una concessione sino alla fine del mese di settembre, e in più abbiamo ripreso un'iniziativa culturale che avevamo già tentato negli anni scorsi con successo a fare, i Venerdì della Valle a Casa Barbadoro. Sono delle iniziative culturali fatte dal Parco Archeologico che abbinano alla enogastronomia, alla produzione di vino e alla esibizione di artisti importanti che possono essere musicisti oppure attori che leggono alcune pagine scritte. Devo dire sono attività fatte al di fuori del circuito della valle e che possono avere su prenotazione sino a 90 persone, possono avere questa possibilità di conoscere il progetto di Diodoros, conoscere per venerdì delle iniziative particolari che legano prodotti non solo della valle ma che legano i prodotti di altre aree che hanno buon governo delle politiche di valorizzazione del paesaggio, di conduzione agricola, e quindi abbiamo dato la possibilità a tutti, prenotando, di poter godere di questa impareggiabile cena che si svolge a Barbadoro ma che si svolge soprattutto sotto il Tempio della Concordia e il Tempio di Ercole. Quest'anno, a proposito di Tempio, non ci sono più gli spettacoli a Giunone, però avete allestito un vostro autonomo palco all'interno della panoramica dei templi, dove avete dato la possibilità a tanta gente, grazie anche a diversi spettacoli gratuiti, di usufruire anche della valle, oltre che passare qualche momento, diciamo, lieto. Sì, era un'idea che avevo già nella mia testa dallo scorso anno, perché per rendere libera la visita alla valle per alcune manifestazioni erano un po' di impatto rispetto alla visita, quindi siamo ritornati in un'area che nei decenni scorsi era stata anche aperta a manifestazioni importanti, ma lì abbiamo investito per fare un teatro adagiato, senza opere stabili, ma un teatro di qualità, con un backstage arredato, con un sistema di sicurezza e di fruizione importante. Abbiamo anche servizi, cosa che non erano presenti, i servizi non erano presenti nell'area di Giunone, e abbiamo iniziato a fare attività, ad aprire, a dare anche la possibilità, manifestazioni che hanno avuto anche un buon risultato di pubblico, il Leneki Festival, 2000 persone, l'ultima Al di là del mare, dell'attività teatrale importante, ma domani avremo un concerto veramente notevole, l'orchestra della Filarmonica della Turchia unita a un coro, 160 persone che allieteranno il pubblico
e nella nona di Beethoven. È un concerto d'impatto, un concerto importante che mi auguro sia gradito dal numeroso pubblico che ci aspettiamo, e così continueremo il 15 di settembre con Barbara Cappucci, che sarà accompagnata e sostenuta da Paola Gasman e Ugo Pagliai nel Ratto di Proserpina. Dico, abbiamo cercato di elevare il livello culturale e importante dei nostri spettacoli, che continuano con le nostre albe. Giorno 3 domenica c'è l'ultima alba di Savatteri al Tempio della Concordia, e poi abbiamo 2 tramonti importanti nell'area dei Dioscuri. Devo dire, un cartellone che non ha riguardato solo la Valle ma anche Villa Romana e Licata, che hanno avuto dei riscontri di pubblico molto importanti. Ecco, proprio avevo in scaletta questa domanda relativa agli altri siti, Licata, Cattolica Eraclea, Teatri di Pietra, insomma curate anche gli altri siti dando la giusta valorizzazione, quindi non solo la Valle dei Templi ma anche i siti che fanno parte al Parco Archeologico di Agrigento. Sì, a cominciare dal più lontano, Sambuca di Sicilia. Abbiamo anche lì portato lo spettacolo di Tanaronica, che tanti visitatori ha stupito e emozionato. Lo abbiamo portato a Sambuco, lo abbiamo riportato a Villa Romana a Punta Grande, e Licata si è dimostrata tra l'altro una città che ha amato e che ama ed era desiderosa di spettacoli. Abbiamo iniziato lì con il cinema archeologico, che quest'anno abbiamo spostato da Agrigento con tappa a Sambuca di Sicilia e con tappa Licata, e su un proseguo di iniziative, dalla presentazione di libri ai concerti. Ci sarà l'orchestra Melody nei prossimi giorni al chiostro di Licata, ci sarà un quartetto jazz. Devo dire che le richieste su Licata sono continue, e devo dire che il pubblico risponde in maniera massiccia, anzi abbiamo difficoltà ad ospitare tutti i visitatori all'interno del chiostro, ma questo è un preludio. Il prossimo anno vogliamo continuare così con i siti della provincia, così come abbiamo fatto quest'anno, ma in maniera forse ancora più intensa come numero di attività culturali. Direttore, l'ultima domanda. Agrigento Capitale Cultura 2025, il ruolo del parco? Beh, noi operatori del mondo dei beni culturali siamo sempre sulla linea di proteggere, custodire, salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio culturale. Per noi è capitale della cultura, i nostri siti sono capitale della cultura ogni anno. È chiaro che quando ce lo chiedono, ce lo hanno chiesto, ce lo chiederanno, noi siamo pronti a fare la nostra parte. Lo faremo con le nostre attività nella Valle dei Templi, ma anche fuori. Nei prossime settimane apriremo il nuovo antiquarium di Vito Soldano a Canicattì, e a fine settembre apriremo l'antiquarium di Monte Cronasciacca, quindi un'attività radicata nel territorio. E in ultimo devo dire, riprendendo anche Capitale della Cultura, che in questo momento stiamo eseguendo una perizia di manutenzione anche a Lampedusa, che è il terzo soggetto capofila del progetto Capitale della Cultura, perché il parco gestisce a Lampedusa il Museo del Mare, 2 aree archeologiche e il Casa Museo Dammuso di Villa Teresa, quindi anche lì abbiamo trovato le risorse per intervenire, e stiamo intervenendo in tutta la provincia in modo tale che possiamo offrire non solo valle, non solo attività complementari come Barbadoro, ma i nostri scavi che ci danno sempre scoperte importanti, e i nostri siti della provincia che sono tanti e che stiamo cercando di valorizzare sempre di più. La valle è sempre uno scrigno inesauribile di ritrovamenti di tesori. Recentemente alcuni ritrovamenti, le notizie sono andate diffuse in tutto il mondo, ma il teatro si riprenderà a scavare per il teatro? Il teatro si riprenderà a scavare, e abbiamo un progetto che per ora è a Roma, al CIPE, perché fa parte di un gruppo di progetti per un totale di 10 milioni di euro, che riguardavano uno il teatro, e poi altri riguardano Eraclea Minoa,
e Villa Romana a Punta Grande e un altro la Valle dei Templi nell'area del Tempio di Zeus. Ma devo dire che proseguono le attività di musealizzazione dell'area di Zeus, il telamone rimesso insieme, recuperate le parti con l'Istituto Germanico 15 anni fa. Nei prossimi mesi io mi auguro entro la fine di ottobre verrà messo in piedi e quello sarà un altro evento importante che aprirà una visione e una valorizzazione diversa di un'area un po' dimenticata ma importante, perché l'area del santuario di Zeus oltre al Tempio era intrisa di altri monumenti importanti e noi abbiamo un progetto di valorizzazione anche collegandola con la piazza Ardicastel. Bene, concludiamo questa nostra chiacchierata con il direttore del parco. Parliamo di Palacongressi, una struttura che recentemente è un po' così in sordina, forse qualche iniziativa meritava di essere svolta al Palacongressi. Sul Palacongressi il parco ha investito parecchi soldi. Qual è il futuro del Palacongressi, direttore? Ha detto bene, abbiamo investito e oggi abbiamo una struttura in grado di poter essere aperta. Quindi abbiamo fatto tutte le lavorazioni che ci sono state chieste dalle autorità preposte dal comando dei Vigili del Fuoco, con il quale abbiamo lavorato un anno intero. Abbiamo fatto tutte le lavorazioni. Da quest'anno il Palacongressi può vivere una vita autonoma e vivrà una vita autonoma. Stiamo lavorando al cartellone invernale che vedrà il Palacongressi essere destinatario di attività culturali, di attività musicali e di tutto quello che riguarda l'intrattenimento culturale. Ci stiamo lavorando e lo presenteremo nei prossimi mesi, ma io conto di arrivare già a fine novembre con il cartellone definito. Ma Palacongressi si arricchirà di un'importante struttura culturale. Noi abbiamo già da tempo lavorato e stiamo lavorando e avuto tutte già abbiamo avuto tutti i passaggi non perfezionati da un punto di vista burocratico, ma i miei superiori, il mio dirigente generale, l'assessore sanno che noi stiamo cercando di trasferiremo la biblioteca Luigi Pirandello, che in questo momento si trova allocato in uno stabile privato per il quale è pagato un affitto molto sostanzioso, non sostanziale, e porteremo questa biblioteca all'interno del Palacongressi, quindi il Palacongressi avrà una struttura culturale aperta 365 giorni l'anno. L'area del Villaggio Mosè avrà da un punto di vista urbanistico una urbanizzazione importante, perché un edificio culturale in grado di accogliere studenti, ci sono parcheggi lì, scuole, di fare didattica in maniera diciamo agevole, non così come è difficile fare in via Emera. E quindi ci sarà questa struttura e ci sarà la possibilità, e stiamo lavorando per reperire risorse, forse per fare una piccola area giochi per i bambini all'ingresso, da poter arricchire questa parte di città, da poter arricchire e da poter dare ai bambini che vorranno usufruirne anche nei sabati e nelle domeniche, e stiamo lavorando per completare il Palacongressi anche con questo ulteriore abbellimento delle sue. Il suo auspicio per il futuro della città, direttore? Beh, io sono molto... penso che ci siano le risorse, ci siano le menti, ci siano le buone pratiche, le buone persone che possono e stanno, qualcuno in silenzio, altri un po' meno, lavorando per migliorare questa città che ha non solo dentro di sé 2600 anni alla valle, ma ha un centro storico importante. Non dimentichiamo l'attività che abbiamo suggellato con la convenzione con le fabbriche chiaramontane, che riapriremo alla fine di quest'estate. Stiamo predisponendo i lavori primari per poterla aprire, ma poi ha delle strutture importanti, ha delle strutture che la Curia ha messo in rete, come la parte sommitale. Ci sono tutti i presupposti per fare decollare. Bisogna lavorare assieme, lavorare di comune accordo,
cercando di sviluppare questo territorio che è importante ed è ampio.